Buongiorno, si accomodi qui, grazie. Rimanendo un attimo in piedi, legga ad alta voce la formula con cui si impegna a dire la verità. Prendo il microfono. Quello non è necessario. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. La ringrazio molto, si accomodi pure, parlando al microfono, risponde alle domande che le fanno le parti, cominciando dalla difesa. Prego, avvocato. Sì. Buongiorno. Pantano per l'economia. Senta, lei ha mai conosciuto l'onorevole Berlusconi? Sì, lo conosco da parecchi anni. Esattamente da quando? In quale occasione l'ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuto nell'estate 2005 tramite una cena che aveva fatto. Io ero appena stata assunta da Emilio Fede come meteorina del TG4. E risaliva a quando, mi ha detto, scusa esattamente? Nell'estate 2005. Estate 2005. Ha partecipato dal 2005 ad altre cene? Un paio, non di più. Anche perché ho sempre fatto una vita comunque abbastanza ritirata e impegnata anche nello studio, quindi... In quale periodo le ha fatte queste cene successive rispetto al 2005? Le ho fatte sia nel 2005, no, ne ho fatte un paio nel 2005 e poi qualcuna, vabbè, quando è stato? Un anno fa, prima del caso Ruby. Sì. E che quindi sono stata invitata a un paio di cene e mi sono ritrovata qua. E adesso mi trovo qua. Quindi un po' più di un anno fa, se prima del caso. Sì, un po' più, mi scusi. No, perché, no, per carità. è che per me è un precisare. inferno, quindi non ho più la concezione del tempo, perché è un inferno da quel giorno. Senta, a queste cene che ha partecipato nel 2005 chi c'era? Cioè come erano? Ma varie persone anche del mondo dello spettacolo, ricordo vabbè, lo stesso Emilio Fede, anche Sgarbi, anche personaggi diciamo così della politica. Ma E c'erano anche altre ragazze? Sì. Ricorda chi? Vabbè, Nicole Minetti. Nel 2005? No, nel 2005 c'erano altre ragazze, ma non... Sì. Ma non ricordo neanche il nome, anche perché non ho mai stretto amicizia. Si sta riferendo a quelle successive, quelle, le ha detto, il 2005 l'ho conosciuto, ho partecipato poi a poche cene, Sì. Successivamente più o meno prima del caso. Okay, sì, no, c'erano varie ragazze, e poi, camerieri, cantanti, si cantava, quindi... Questo glielo chiedo per capire, tra queste cene che lei ha fatto nel 2005 e quelle successive, sì. di cui ha appena accennato. No, non c'è stata differenza, perché erano delle cene conviviali nel 2005 come nel 2011. Senta, alle successive cene come ci è arrivata lei? Chi la invitava generalmente? No, tramite l'amicizia che ho con il presidente. E a queste cene come ci arrivava lei? Col taxi. Mi scusi, non le ho chiesto dove fossero queste cene. A dove? Dove? No, prima le ho detto come arrivava, adesso le chiedo dove. A dove? Ad Arcore. Tutte ad Arcore? No, quelle nel 2005 in Sardegna, a Villa Certosa. Senta, e successivamente a queste cene lei dice di aver partecipato circa quante altre volte? Un paio, non di più. Cioè dal 2005 poi nel 2000... In tutto 4-5, ma non ricordo, non le ho contate. Ecco, la Minetti invece, quando è che l'ha conosciuta? Lei in quale occasione, se si ricorda esattamente? Se mi ricordo, con quelle 2 cene ad Arcore a cui ho partecipato nel 2011. Sì, ma è una ragazza come tante altre. Sì, no, è giusto, perché siccome lei è imputata diversamente dalle altre... Sì, no, capito, va bene, cioè io faccio la domanda io se mi lei fa attengo, questo. sì, ci mancherebbe. Senta, lei riesce a collocarle invece queste cene del 2010? Esattamente a quando risalgono? Primavera, ma entrambe non... a primavera? Sì. Ricorda se a queste cene lei ha conosciuto Elmaru Karima detta Ruby? Mai conosciuta.
l'ha poi rivista sui giornali Ovviamente. e vedendolo sui giornali l'ha riconosciuta come una Ma partecipazione. ce n'erano tante comunque di ragazze, poi bene o male si assomigliano tutte. Senta, e invece queste cene come si svolgevano? Cioè, lei ha detto che erano sempre tutto uguali. Delle feste, sì. Ci può dire come funziona? A volte anche noiose, devo dire. E se ci può dire qual era l'andazzo sostanzialmente, cosa accadeva? Arrivavate, c'era l'aperitivo, si andava subito a tavola? Sì, si andava subito a tavola, si mangiava Più o meno a che ora erano, ecco. verso le 9:30. La convocazione alle 9:30, poi una volta riuniti tutti ci sedevamo al tavolo e il presidente faceva da cicerone, diciamo così, da intrattenitore e anzi a volte era anche un po' ripetitivo perché poi le barzellette erano sempre le stesse, no vabbè, adesso a parte gli scherzi, comunque erano delle cene conviviali, lui cantava, c'era della musica, si parlava, ci intratteneva con tanti argomenti, spaziando da argomenti anche politici, parlando di tante cose, chiedendoci anche come stavamo, così, come posso dire, delle cene normalissime. E queste cene, c'era un cena e un dopo cena o no? No, io ho partecipato alle cene, poi dopo andavo a casa. Non si è mai fermata a dormire lì? Assolutamente no, a dormire lì. No, per quale motivo io casa mia? No, tornavo a Brescia, ho anche impegni la mattina presto, quindi non ho tempo. Senta, durante queste cene conviviali, come lei dice, durante la cena, lei più o meno a che ora andava via da lì? Verso le 11:30, mezzanotte, una volta che finiva la cena. Senta, una volta che eravate a cena seduti a tavola, è capitato di sentire canti, balle durante la cena? Sì, sì. E da chi erano innescati? No, no, neanche balli, cioè le ragazze magari si alzavano, facevano qualche ballettino, ma il presidente, da quanto io penso che tutti quanti lo sappiano, non balla. Sì, no, ma infatti, ecco, per una cosa che ha fatto. Non era il presidente che ballava, le chiedevo se c'era qualcuno a ballare. Sì, a volte che capitava, ma non erano degli spettacoli organizzati, le ragazze magari allegre, così, appena sentivano magari una musica un po' più movimentata, cercavano di movimentare a loro volta la serata, però niente di scabroso Ecco, io poi questo le volevo chiedere. Lei ha mai notato tra gli ospiti atteggiamenti sessualizzanti, erotizzanti o ma ci mancherebbe. Cose del genere? Assolutamente no. Non li ha mai notati. Dopo cena mi dice di non aver partecipato, io non avrei altre domande. No, ne ho una, scusi, ne ho una suggerita dall'avvocateria. Sì, no, me l'ha scritto bello grosso. Lei a questa cena ci andava da sola o accompagnata con qualcuno e chi era? No, con mia sorella gemella, perché venivamo invitate entrambe, noi abbiamo lavorato insieme in televisione, quindi con Emilio. Entrambe avete partecipato alle stesse cene? Sì. Ecco. E andavamo via tutte e due insieme. Immagino. Sì. Un'altra domanda che ormai è diritto. Dall'onorevole Berlusconi, lei ha mai ricevuto denari o altre utilità? Adesso come l'hai risaputo, il 2005 avevo visto che non lavoro e ho la vita completamente rovinata, quindi lui è una persona che a me vuole bene e che quindi mi sta dando una mano, però in quelle cene e in quell'occasione non ho mai percepito denaro, mai. Lei non ha avuto rapporti sentimentali o di altro tipo con l'onorevole Berlusconi? Io gliele devo fare queste domande. No, è vero, anzi scusatemi se non sorrido. è per entrare nella sua vita privata, no, ma ci mancherebbe, anzi questo è il processo. Mi dispiace anche sorridere, mi piacciono i ragazzi giovani, quindi Ho capito. E invece di queste diciamo,
questi denari che gli avrebbe dato il presidente Berlusconi. Lei ha fatto riferimento, esatto. Dice come risaputo 2005. Sì, però come risaputo, magari risaputo sui giornali, dobbiamo no, certo. Adesso percepisco un suo aiuto di 2.500 euro proprio per la mancanza di lavoro, anche perché io da quel momento in poi, da quando è successo questo fattaccio, io non lavoro. Ho la vita rovinata, la mia famiglia, io sono di ottima famiglia, veramente questa cosa ha destabilizzato tutti, me compresa e anche mia sorella. In che senso ci può spiegare meglio, cioè praticamente più che meglio, perché si può facilmente intuire quello che le sia successo. Anche perché qua questi racconti li abbiamo sentiti. Sono delle cose spiacevoli, anche perché essere catapultate sui giornali e accusata di prostituzione è una cosa che è molto molto forte, e anche il fatto di andare per strada, ma magari vieni guardata in un certo modo, questo infastidisce, ma anche perché non sta né in cielo né in terra. Io sono una ragazza giovane, ho sani principi, ho una famiglia che mi sta sempre vicino, vivo tuttora con la mia famiglia, e essere tacciata per prostituta è una batosta abbastanza grande. Io non avrei altre domande. Prego, pubblico ministero, le domande? Lei ha ricevuto un assegno circolare con cui è stata acquistata un'autovettura Smart Coupé? Sì, 2 anni fa. Ecco, da chi l'ha ricevuto? Dal Presidente. È stato Dal Presidente? Sì. È un assegno... È stato il regalo per il mio compleanno. Per il suo compleanno, un assegno del valore di 12.400 euro. Non mi ricordo la cifra, però ho comprato una macchina. Questo assegno risulta emesso in data 13 maggio del 2010. Io faccio il compleanno il 5 maggio, quindi arriva a volte un po' in ritardo, però è arrivato il regalo del compleanno. Ho capito. Senta, dalla ricostruzione delle celle telefoniche risulterebbe la sua presenza alle cene di Arcore in data 24 agosto e glielo dico subito con esattezza, non voglio sbagliare, 24 agosto, incominciamo dal 24 agosto. Del 2010. Del 2010. A lei risulta qualcosa in proposito? Non ricordo il momento, però sarà quella la data della serata. Io non me le segnavo sul diario. No, perché lei aveva parlato di primavera, giusto per capire. Primavera, estate. Sì, è possibile, è passato ecco, le segnalo, si tratta... Sì. Ovviamente di conversazioni che non ha fatto la testimone, che in quell'occasione la signora Maria Rosaria Rossi, parlando con Emilio Fede, ebbe a fare riferimento direttamente al bunga bunga. Ecco. Ma il bunga bunga, era la cena in sé, il bunga bunga, ma che poi è stato veramente dato questo nome che sembra chissà che cosa, ma era diciamo così il titolo delle varie feste che organizzava il Presidente, però bunga bunga non vuol dire niente. E in questa conversazione Fede e la Rossi parlano proprio fra le persone presenti di lei. Mi riferisco per il Tribunale alla telefonata 24 agosto 2010, ore 20:15, conversazione sul telefono intestato a Emilio Fede.
Si parla esplicitamente di lei, quindi sì, lei c'era. Della sua presenza. Quindi, Sì, quindi della sì, presenza... sì, Okay. Ricordo. Ricordo. Se la ricorda? Sì. Senta, lei è stata convocata dal Presidente Berlusconi il 15 gennaio del 2011? Non ricordo, mi dispiace. Non se lo ricorda. C'è una telefonata intercorsa fra la Sorcinelli, persona che immagino lei conosca. Sì, Alessandra conoscente, Sorcinelli, amica, abbiamo lavorato anche insieme. E lei. E si dice per l'appunto la Sorcinelli dice, ho capito, dice la Sorcinelli, sono venuti in casa alle 7 del mattino, fa riferimento alle perquisizioni che sono venute il giorno 14. A me non sono state fatte, io ero a Brescia. Lo so. Le 4 poliziotti a farmi l'ispezione in casa, cioè mi sono proprio cagata addosso, prosegue la Sorcinelli, e quindi tutte quelle a cui ha dato la casa, adesso cioè vanno i poliziotti, fanno il blitz e vanno lì in casa, cioè a me mi hanno portato via il computer, cioè non ti dico, ho passato la giornata in questura, poi esco dalla questura, 30 giornalisti, sono finita su tutti i TG. Lei dice, mamma mia, quindi adesso io ho 2 appuntamenti, sta dall'avvocato, quindi volevo sapere, siccome poi io devo andare a parlare lì da lui, con i suoi avvocati e chi ci aveva la stessa situazione. Ecco, volevo sapere se si ricorda questa telefonata. Ricordo questa telefonata. Ecco, e in che misura lei è stata coinvolta in questa telefonata? In che misura? È un'amica che mi ha fatto questa confidenza, quindi io ci sono rimasta male e basta. Cioè Però poi la telefonata prosegue. Sì, sostanzialmente la Sorcinelli la invita e le dice... Guarda, però faccio una cosa, adesso lei dice ne parlo con i miei, la Sorcinelli, cioè ci siete anche voi, capisci quello che ti ho chiamato, perché c'è una lista di nomi, quindi io ti sto dicendo alle 7 nel caso lì da lui, ciao. E lei le risponde, va bene, ma come facciamo ad andare con l'autista, vero? E come vai tu? Non dico come ci vai tu da lui. Lei è stata convocata. Non sono stata convocata da lui. Non ci sono andata in quel giorno, assolutamente me lo ricordo. No, vabbè, se la ricorda la telefonata. Sorcinelli non aveva nessun potere di convocare a casa del Presidente. Sorcinelli le ha detto che c'era questo incontro. Che c'era questo incontro, ma io non ci sono mai stata. Lei non ha partecipato? Non ho partecipato, anche perché non sono stata perquisita, quindi loro probabilmente andavano a parlare sul fatto della perquisizione. Di quella perquisizione lì, quindi io ricordo benissimo di non esserci andata. Malgrado l'invito della Sorcinelli? Ma che vuol dire? Ma la Sorcinelli non poteva invitare nessuno? Faceva da tramite. Ma né tanto Faceva meno da io. Tramite. No, assolutamente no. Non ha fatto da tramite a nessuno. Quindi lei non ha fatto perché senza invito esplicito del Presidente nessuno si può presentare a casa sua, cioè a casa del... Però il Presidente può anche farlo attraverso altre persone. Ma in quel caso non è stato così. Ho capito. Quindi lei ha avuto solo notizia di questo incontro dalla sua amica, ma non c'è andata? No, non ci sono andata. Okay. Senta, risulta sempre dalle conversazioni e dalla ricerca sulle celle
telefoniche è che lei sarebbe stata presente anche alla cena del 26 settembre. Prima abbiamo parlato di quella del 24 agosto. Sì. Ecco, lei ha degli elementi, ha dei ricordi specifici su questa cena? Ne ho già parlato, sono le 2 cene a cui io ho partecipato, quindi non mi ricordavo la data. Adesso che la so me la segnerò. Ecco, ma è compatibile, diciamo, se io le dico 26 settembre, magari lei si ricorda che il 26 settembre era alle Maldive, e chiaramente... No, ero presente, cioè, io non mi ricordavo soltanto le date della mia presenza, però mi ricordo di aver partecipato a queste cene. Ha dei ricordi specifici di questa cena? Se vuole le dico le persone che sì. risultano presenti, mi dice se le dicono qualcosa. Bonasia Roberta, Imma De Vivo, sua sorella, la Fico. Sua sorella della De Vivo, eh? Sì. No, sua sorella di lei, mia. Marianna. Okay. Loddo, una certa Silvia Travaini. Sono le ragazze, io però non mi ricordo il nome di tutte. Visan, Ioanna De Tannina, la conosce? No. Marianna Yushak, sì, ho sentito i nomi, io ho stretto amicizia giusto con un paio di ragazze, quindi sicuramente già ci saranno state, ma non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo neanche i visi, non saprei neanche accostarli ai nomi. Non ha ricordi specifici di quella cena? No, delle cene conviviali, normali. Va bene, grazie per ora. Le parti civili hanno domande? Prego. Grazie, buongiorno. Avvocato Bugnano per la parte civile Ambra Battilana. Volevo chiederle quanto percepiva come stipendio quando faceva la meteorina? 1.000 euro a puntata, credo. E quindi mensilmente? Mensilmente arrivavamo sui 3.000, perché erano 5 puntate. Quindi però 1.000 euro a puntata per 5 puntate fa 5.000. No, aspetti un attimo, ma perché dopo sono cambiati, cioè sono passati comunque tanti anni, Provi a fare un po' mente locale. Non so. Queste 2 cene hanno 1.000 euro a puntata se la ricorda, sì, ricorda, ecco. Diciamo. Si ricorda quante puntate c'erano ogni settimana? Poi eravamo varie meteorine, quindi non lavoravamo solo noi. Certo. A settimana diciamo 5.000 a settimana, però non lavoravamo spesso e poi non erano tutti puliti. Quindi scusi, 5.000 a settimana? Sì. Okay. Ma non lavoravamo tutte le settimane? Ma non tutte le settimane, quindi poteva capitare che una settimana facesse 5 puntate, chiamiamole così, e la settimana successiva meno. No, oppure assolutamente no, quindi non lavoravamo. Comunque questo è stato soltanto il primo anno, il secondo anno lo stipendio era di 500 a puntata. Quindi anni mi ricorda solo perché... No, facciamo 2005-2006, però in tutto avrò lavorato sì e no un mese e mezzo, sommando tutte le settimane. Complessivo, ok. Ecco, volevo chiederle da quando il presidente Berlusconi le corrisponde i 2.500 euro? Da quando? Da quando? Da 6 mesi, 6-7 mesi. Ecco, le chiedo in ultimo se ci può essere un po' più precisa su una cosa di cui lei ha accennato prima. Lei ha detto, da questa vicenda io ho subito degli ingenti danni. Può dirci da quando... diciamo, ci sono stati questi danni e che tipo di danni lei ha subito? Da quando è successo tutto questo polverone, quindi credo che sia gennaio 2011-2010. No, 11 semmai. Ecco, 2011. E quali sono i danni che lei ritiene? I danni d'immagine, quindi comunque danni morali,
danni di lavoro, Ecco, danni sentimentali, cioè danni di lavoro può esserci un po' più precisa? Comunque ho delle difficoltà, io ho studiato anche la recitazione, dizione, canto, danza e comunque il mondo della televisione mi ha chiuso le porte. Le è precluso e quindi questo è il danno economico che lei Sì, ritiene. assolutamente La ringrazio. Sì. Grazie a voi. Le altre parti civili hanno domande? Prego. Avvocato Di Domenico per i Manfadille. Allora, quando lei si recava a queste cene, da chi veniva invitata? Dal presidente. In che modo? Tramite una telefonata. Una telefonata sua personale? Sì, tramite la sua segreteria. Quindi... E invece Emilio Fede le ha mai proposto di partecipare a queste cene? A parte quella del io 2005. con Emilio Fede avevo veramente dei rapporti soltanto puramente lavorativi e anzi a volte cioè, persino quando andavo in redazione non riuscivo neanche a vederlo, quindi comunque si può dire che non lo conosco neanche più di tanto. No, però mi scusi, volevo capire perché lei ha detto sì. No, sì, io sono sempre stata invitata dal presidente, tranne quella prima volta del 2005, che sono stata portata da Emilio Fede. Ok, che è la volta in cui ha conosciuto il presidente. Sì. Ok. Invece per quanto riguarda, lei ha detto che partecipava solo alla cena e poi andava via. Si ricorda se poi dopo questa cena dove lei andava via queste ragazze si recavano in una sala sottostante? Io andavo via, però no. Cioè, potevamo fare qualsiasi cosa, potevamo fare le capriole, io andavo via, quindi mi vestivo e andavo, poi non mi interessava di ciò che facevano le altre. Oltre agli argomenti politici, lei ha detto che si parlava anche di politica a queste cene, si parlava anche di lavoro, di proposte lavorative, Eravamo in tantissime, quindi lui comunque non si è mai permesso, anche perché ecco, qualora l'avesse fatta a una ragazza in particolare, tutte quante saremmo in sorte, diciamo così. Quindi lui per magari, no, si parlava in generale della vita, delle esperienze sue, dei suoi viaggi, ma di proposte o comunque cioè lui non parlava di futuro, di altre ragazze, anche se molte sapevo che erano lì per quello, anche perché essendo una persona importante anche... Da che cosa lo deduce questa cosa? Beh, erano tutte ragazze carine che cercavano di mettersi in mostra con balletti, risate, frasi, barzellette, quindi presumo che molte erano anche lì per quello. Senta, un'ultima domanda, una precisazione. Lei dice che ha ricevuto in regalo la Smart e l'assegno era per comprare la Smart o era parte? No, era per comprare la Smart. Ah, era per comprare la Smart. Sì. Basta, non ho altre domande. Prego, Avvocato Castrale. Buongiorno, Avvocato Castrale, difesa Chiara Danese. Lei adesso ha detto che c'erano delle ragazze che cercavano di mettersi in mostra tramite dei balletti anche. Sì. In cosa consistevano in questi balletti? Dei trenini, dei balletti, le ragazze che magari anche il fatto di alzarsi e accennare con qualche ballo a ritmo di musica, cioè non erano dei balletti tipo soubrette o cose varie, cioè, sì. le ragazze si alzavano, avevamo la libertà, non potevamo, cioè non è che eravamo obbligati a stare sempre sedute. E c'erano quindi anche dei trenini, avvenivano. Ma sì, anche a Capodanno, anche lei li avrà fatti probabilmente. Certo. Allora, e quindi... non mi sembra niente di scandaloso. E questo ho detto che è scandaloso, non credo. No, ci queste cose sono avvenute anche in quelle 4 o 5 volte sole a cui lei ha partecipato. Ho parlato di 2-3, Di 2 o 3 15 volte. 2-3. Sì. Le ha sempre viste? No, sempre no.
Cioè, ma mi è venuto così, Trenini, mi sarà capitato, cioè, Trenini, come posso dire, Lei un frequentava la ballettino. Villa Arcore, Sì. solo di sera o anche di giorno? Io sono stata soltanto in quelle 2 cene. In quelle 2 cene. Lei sa dell'esistenza di un maxi schermo? No, nella sala lì no. Non hai mai sentito No. parlare. Va bene, grazie. Gli altri difensori, prego. Avvocato Guarini per Emilio Fede. Sì. Qualche curiosità. Lei ha detto che ha condotto una vita riservata perché era anche impegnata... Scusi, avvocato, non riesco a sentire. C'è qualcosa al microfono? Ecco. Sono io. Grazie. Dicevo, lei prima ha detto che ha condotto una vita molto riservata perché è impegnata anche con degli studi. Sì. Può sì. spiegarci quali studi ha fatto? Io ero iscritta alla facoltà di Scienze della Comunicazione, Lettere e Filosofia, indirizzo giornalistico. E si è laureata quando? Non mi sono laureata purtroppo. Quindi è ancora iscritta? Sì. Senta, dunque lei ha fatto la meteorina per quanti anni? Perché non ho capito. Nel periodo 2005-2006. Poi basta? Poi basta. Per 2 anni? Sì. Ho capito. Grazie, non ho altre domande. Io volevo solo chiederle una precisazione. Lei ha detto che viene aiutata con questo 2.500 euro al mese perché ha problemi e ci ha raccontato un po'. E ha detto che questo succede da 6 mesi a questa parte, Sì, più o meno. Più o meno. È stata lei a chiedere aiuto? Le è stato offerto? No, sono stata io a chiedere aiuto. Quindi lei ha telefonato all'onorevole Berlusconi e gli ha chiesto aiuto? Sì. Rappresentandogli questa situazione che Sì, ha... assolutamente. Ok, va bene, grazie. Grazie mille. Altre domande alla testa? Ah sì, prego. Mi scusi, sempre avvocato Castrale, difesa danese. Lei ha detto che veniva convocata a queste feste tramite... La segreteria. La Sì, la segreteria. Invitata. No, lei aveva usato prima il termine convocazione. Sa dirci quale persona fisica le telefonasse? No, sinceramente no. Una donna, ma non ricordo il nome. Come faceva a sapere che era della segreteria del... Immagino si presentasse, no? Penso anch'io. Possiamo lasciare andare la testa? Grazie mille.